Mercoledì 6 marzo 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani bellunesi. Oggi leggeremo assieme il Corriere delle Alpi, diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. La prima notizia che interessa il bellunese, torniamo a pagina 1, è la seguente. L'economia, l'export frena l'industria, produzione in calo del 6%. L'approfondimento di Elessa Forzin lo troveremo a pagina 17. Nelle cronache anche scuola, professori in fuga, 500 in pensione in 4 anni, i sindacati carichi insostenibili. L'approfondimento di Dalanese a pagina 18. E ancora un fatto di cronaca giudiziaria, condanna a 4 anni e mezzo, umiliava moglie e figli, Feltrino stangato. L'approfondimento di Cristina Contento a pagina 22. La foto di copertina ci porta a Cortina d'Ampezzo, al lavoro per il Bob, il parco durato meno di 3 anni, le casette per i picnic e i giochi finiranno in magazzino, il comune dovrà decidere se e dove rimontarli. Cortina via il cantiere della pista, rimosse le strutture inaugurate a Sopiazzes nell'agosto del 2021, l'approfondimento a pagina 28. La notizia invece in primo piano di carattere regionale ma che interessa anche la provincia di Belluno, Maldri Arcobaleno, la svolta, il tribunale dà ragione al comune, tutte donne nel collegio giudicante, il caso di Belluno, si attende l'udienza alla Corte europea. A Padova respinti i 37 ricorsi della procura, via libera alla registrazione di figli con 2 mamme. Gli atti di nascita dei bimbi registrati all'anagrafe con 2 madri non si possono cancellare. Il tribunale di Padova ha dichiarato inammissibili gli oltre 30 ricorsi con i quali la procura un anno fa aveva chiesto di togliere il doppio cognome eliminando quello della seconda mamma, la cosiddetta madre non biologica. Gli approfondimenti da pagina 2 a pagina 3. Le reazioni, dignità dei bimbi, botta e risposta, Schlein Ostellari, l'approfondimento a pagina 3. E ancora troveremo il commento di Massimiliano Panarani, una vittoria del buonsenso, l'approfondimento a pagina 2. Gli aiuti al valico del dolore, reportage del nostro inviato a Rafah, punto di confine tra l'Egitto e la striscia di Gaza, ulteriore approfondimento che troverete a pagina 10 in questa edizione del Corriere delle Alpi. Ed entriamo al cesso interno, quindi con la prima notizia che ci porta anche in provincia di Belluno, figli nati all'estero da coppie arcobaleno respinti i 37 ricorsi, il Tribunale di Padova ha giudicato inammissibile la richiesta della procura, le giudici, tutte donne, un figlio ha diritto alla stabilità della relazione. L'avvocato Giarratano, non si può cancellare un genitore con una rettifica. Il sindaco Giordani, ho sempre agito secondo i principi della Costituzione. Continua ad essere mamma, ma la battaglia continua. Franca Chiarello, la nostra piccola, avvertiva la tensione, si definisce bimba arcobaleno. La bimba di Franca Ilaria ha 4 anni e la nostra gioia l'abbiamo desiderata subito dopo esserci messe insieme. Gli approfondimenti li troverete in queste pagine. Non calpestate la dignità dei bimbi, queste le reazioni, botta e risposta tra Schlein e Roccella. Ostellari della Lega, strumentalizzare il bene dei minori è indecoroso, non ci sono vittorie da festeggiare, la questione resta aperta e andrà definita. Questa è la dichiarazione di Andrea Ostellari, leghista sottosegretario alla giustizia. Continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 17, manifatturiero con il freno a mano tirato, export in crisi, tiene solo l'occhialeria. Nell'ultimo trimestre la produzione è calata del 6% rispetto all'anno precedente, il fatturato del 4,1%. Regna l'incertezza, questa dall'analisi della Camera di Commercio e di Union Camere. Le imprese bellunesi peggio del Veneto, male anche gli ordini del mercato interno. L'articolo a firma di Alessia Forzin. Ombre e tante incertezza nel futuro, l'industria ha chiuso 2023 ancora con un forte rallentamento, proseguendo dunque il trend annuale. Nell'ultimo trimestre la produzione nel bellunese è calata del 6% rispetto allo stesso periodo del 2022, il fatturato del 4,1%, ancora peggio ha fatto il fatturato estero a meno 13,7%. Un rallentamento, spiegano dalla Camera di Commercio Belluno Treviso, figlio della debolezza della domanda e dalla crisi dell'export. La contrazione della raccolta ordini dai mercati esteri si attesta infatti sul meno 5,8% rispetto al quarto trimestre 2022 e per la prima volta dal 2020 si registra una variazione negativa anche per gli ordini dal mercato interno, la flessione è del 3,8%.
Confartigianato, esperienza e innovazione, 10 maestri artigiani per guardare al futuro. Ed ecco i nomi e cognomi dei 10 maestri: Vania Acaia, Matteo Caldart, Giorgio Corte Metteo, Carolina Darold, Nicola Pietro Dalpiva, Nicola Fullin, Nicola Pradel, Sergio Tieppo, Tiziana Morena Fregona e Alessandro Rigon. Complimenti ai 10 nuovi maestri artigiani. Si parla invece di scuola, mondo della scuola a pagina 18, scuola, la grande fuga dei professori. Dal 2020 ne abbiamo persi 500, un quarto dei docenti è andato in pensione, i sindacati, i carichi di lavoro sono diventati insostenibili. In estate lasceranno anche 36 ATA, burocrazia e PNRR complicano tutto. Sempre da questa pagina, per i bambini iperattivi è fondamentale ottenere una diagnosi. Anna Reato, da 22 anni, è la referente bellunese dell'associazione AIFA. Adulti ci contattano, perché dopo anni hanno capito il loro disturbo. Fino a poco tempo fa molte famiglie erano costrette ad andare in Svizzera, oggi è più semplice trovare i medici, ma resta un servizio a pagamento. L'intervista è a firma di Marcella Corrà. Pagina 19, il report di ARPAV, tanta pioggia e neve in quota, un aiuto contro la siccità estiva. Il volume dei bacini è ovunque superiore alla media, il lago del Mis è a più 75%, intanto rispetto al passato le temperature salgono, piove di più e nevica di meno. Pagina 20, l'Assemblea, Borgo Piave e Borgo Pra uniti avranno un solo capofrazione. La decisione dei cittadini, il Comune recepisce e cambia la perimetrazione, stessa storia e problema, così svilupperemo le potenzialità territoriali. Da via Montegrappa e fino all'Anconeta ci sarà invece un altro referente. In piazza Castello si arrabbia con i poliziotti, passante rischia l'arresto, ha dato in escandescenze per i controlli della volante su un gruppo di ragazzi. Addosso al trentenne è stato trovato un coltello. Siamo a pagina 21, promozione del territorio, Belluno 7 cinematografico, posti di lavoro per i giovani, incontro con la Veneto Film Commission per gettare le basi della collaborazione, coinvolgeremo le scuole per formare le maestranze, è una grande occasione. Questa è la dichiarazione appunto dei rappresentanti dell'amministrazione del capoluogo in merito a questa iniziativa. Siamo a pagina 22, Feltre, fatto di cronaca giudiziaria, 4 anni e mezzo al marito e padre violento, stangata per il 34enne, nonostante il ricorso al rito abbreviato, sospesa anche la potestà genitoriale per 9 anni. 3 notizie brevi che interessano sempre Feltre, che troviamo in questa pagina del Corriere delle Alpi. Palestra, Istituto Colotti, allenamenti al gelo a sconto del 50% per le associazioni. La città sui pedali, a 3 mesi dalla 24 ore, iscrizione già chiusa e prenotati tutti i posti. E ancora a Frazione di Mugnai, con il campo sintetico, anche un marciapiede che costeggia via Gorda. Ancora da Feltre, occupazione, Clivet lancia il Recruiting Day, l'azienda è in espansione, le candidature vanno presentate entro venerdì, colloqui previsti martedì 12, De Monti stante le posizioni aperte soprattutto per l'attività di produzione. Caso risolto Busche, Acqua Blu nel Rio Ponac per la polvere di un estintore. E ancora Feltre, via Garibaldi, nuova fitness si rilancia con ambienti rinnovati. Continuiamo con pagina 24, siamo nel comune di Sette Ville, un tavolo con Regione, ANAS e Veneto Strade sulla strada regionale 348 Feltrina. Gli ex sindaci hanno chiesto l'aiuto del prefetto Savastano, Zanolla, strada troppo fragile per l'attuale mole di traffico. Incidente ieri a Feltre alle ore 13, scontro all'incrocio in zona Traversere, un ragazzo in ospedale. Ancora dal Feltrino, Fonzaso, la gestione del verde affidata alla Top Green. San Gregorio nelle Alpi, posto di collaboratore in forza al comune. Per quanto riguarda sempre Sette Ville, siamo sempre nel Basso Feltrino. Il comune è nato dalla fusione tra Quero Vasse e Alano di Piave, piove nella sala pesi della palestra di Quero, servono interventi. Spostiamoci a Sedico con pagina 25. Sedico e Sospirolo si mobilitano con le giornate ecologiche. Enti locali e associazioni raccoglieranno rifiuti abbandonati in 2 distinti sabati. Ammisse i volontari sospirolesi interverranno anche per sgomberare l'alveo. Borgo Valbelluna, gruppo VAM da oltre 30 anni al fianco di anziani e malati. E rimane invece in lutto, cordoglio a Fabio Viel, fu presidente del Limana, ha suscitato profondo cordoglio a Rimana la scomparsa di Fabio Viel, molto conosciuto in paese per la sua passata attività professionale come pittore edile e cartogensista, ma anche per la passione sportiva che l'aveva portato ad impegnarsi nella dirigenza del Limana Calcio. Aveva solo 49 anni.
Siamo a pagina 29, Longarone verso le elezioni, Ceria e Sacchetti in campo, pronti a impegnarci ancora. Il sindaco Padrin mantiene la riserva ma i due assessori rompono gli indugi. Marco Campus, dopo 15 anni di attività amministrativa, cederà il passo. Il vice sindaco è il più longevo in aula, siede in consiglio da un quarto di secolo e lo vediamo. In questo scatto parliamo del vice sindaco di Longarone, Ali Ceria. Alpago 8 punti informativi pronti ad accogliere i visitatori della Conca e sempre dall'Alpago cioccolato per aiutare i pompieri volontari. Siamo ad Agordo con pagina 27, il progetto del polo scolastico a rischio per una certificazione. L'iter si è fermato in conferenza dei sindaci, serve la compatibilità idraulica, già superate le prime scadenze del PNRR. Favretti, un peccato perdere i fondi. Vallada Gordina, Andrichi, ricordo del figlio, ci ha insegnato il coraggio, omaggio a Roma all'aviatore di Vallada. E vediamo in questo scatto la cerimonia di ieri a Roma e qui sopra Alvise Andric con il suo aereo. A Gordino Libera pianifica l'attività 2024 e dà il via al tesseramento e continuiamo con Cortina, pagina 28, Bob il via ai lavori con la rimozione del parco di Sopiazzes, solo ruspe a Soccoli, giochi andranno in magazzino e poi forse ricollocati altrove e c'è da capire che fine farà il planetario appena spostato. Valle di Cadore, Galleria della Variante, iniziata l'opera di scavo, polemica Toscani, offere, rimaniamo sempre in Cadore con Calalzo, Obe ingloba OM, la componentistica di eccellenza prende più forza. L'azienda dell'amministratore delegato Chan già rifornisce i big dell'occhialeria, l'acquisizione ci porterà tanto anche come esperienza. Danta verso il voto, pronta una seconda lista in un paese da 435 anime, la guida Andrea Chiste. E ancora andiamo avanti con Domegge, Casa Barnabò, un'ala andrà incomodato al volontariato, Pieve di Cadore, le montagne da scoprire, una guida della Proloco. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società, l'Amazzonia di Salgado a Trieste. Nel Salone degli Incanti 200 immagini parlano di un universo e delle sue tribù da custodire. Continuiamo con la rubrica Giorno e Notte. Puccini a Palazzo Fulcis in Quando men vo. La Bohème si trasforma. Il maestro David Boldrini immagina un epilogo diverso e la proporrà domenica con gli attori Baldaccini e Micheli. A Ponte nelle Alpi, inno alle donne e alla loro furbizia al Teatro di Paiane, appuntamento per questo venerdì. Sabato invece per la festa della donna al Fulcis siamo nel capoluogo vestiti di viola, c'è il monologo Guerriera per dire basta alle violenze. E adesso lo sport a pagina 33, calcio Serie D, via libera Tognolo ritorna in campo, la Dolomiti riabbraccia il terzino. Hockey Alps League, il Cortina mette subito le cose in chiaro, netto successo contro il Merano con reti di Riccardo Lacedelli, Sed, Traversa, 2 e Alverà. 5-1 il risultato finale. Hockey Serie B, gara di 2 dei quarti, Feltre ipoteca la semifinale, prima domina il Varese, poi rischia di farsi prendere, 4-3 risultato finale. Hockey sempre a B, gara 2 dei quarti, Alleghe serata storta, la Piano vince facile e impatta la serie, 9-4 il risultato finale. Pallavolo Serie A3, Novello parla dalla vetta, molti amici a Belluno non cerco rivincite. Mountain Bike, Italia Bike Cup, Giorgia Marchette firma un esordio d'argento. Curling da domenica a domenica all'Olimpico, mixed doubles, le sfide scudetto sono quasi dei derby cortinesi. Giulia, mi sono ripresa dal periodo di stop e le sensazioni sono molto buone. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, nuvolosità variabile, più presente al mattino e sui rilievi anche nelle ore pomeridiane, alternata a tratti di sereno più significativo dal pomeriggio, soprattutto in pianura. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.